La Gran Bretagna se ne va e noi? Il Veneto, da anni tormentato da spinte autonomiste, frustrate da uno Stato accentratore spesso lontano dalle esigenze di regioni virtuose come questa, si interroga sugli effetti dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Un'opportunità secondo alcuni, un fatto che genera effetti a catena secondo altri. Noi sappiamo che comunque Brexit e il contagio che si diffonderà non è altro che una risposta a un'Europa che noi non vogliamo, un'Europa che non condividiamo, un'Europa che non ha una dimensione politica, basti pensare come sono stati gestiti i flussi migratori, a un'Europa che non ha una dimensione di gestione monetaria. La BCE non è la Federal Reserve americana, però bisogna anche capire che noi oggi abbiamo una messa in discussione importante dell'Europa, non le so dire quali saranno poi le ricadute di questa decisione inglese, non le so neanche dire, e tant'è vero che anche gli esperti ipotizzano solo degli scenari, se gli inglesi ci avranno guadagnato oppure no. Certo è che si è espressa democraticamente la Gran Bretagna e questo deve essere un elemento di alto rispetto, perché è stata un po' la sublimazione della democrazia. Molto probabilmente chi è a Bruxelles dovrebbe interrogarsi sul fatto che molti Stati membri chiedono di esprimersi sull'Europa, questo dà una dimensione di come si è percepita l'Europa. Non tutto viene per nuocere, dietro a questa decisione presa dal popolo inglese potrebbero celarsi anche molti effetti positivi. Questo Veneto può esprimere tantissimo, si apre tra l'altro una stagione di grandi rischi ma anche di grandi opportunità, anche quello che è successo a livello europeo con la Brexit presenta ovviamente rischi da gestire sul fronte finanziario ma opportunità di rilancio di un processo di integrazione europea che può vedere regioni come la nostra al centro di dinamiche economiche molto interessanti.